penso che questa emergenza abbia reso finalmente palese a tutti che il definanziamento del sistema sanitario è nazionale e regionale è stata una grande disgrazia alla quale dobbiamo porre rimedio. Per quello che è possibile noi a livello regionale, per quanto mi consta, io ho già iniziato ovviamente a fare una battaglia per un aumento delle risorse del Fondo Sanitario Regionale. Chiaramente scontiamo un periodo di crisi ulteriore del bilancio regionale, perché se, come ha detto l'assessore alla programmazione, c'è la possibilità che noi dovremmo incontro a un calo di risorse di circa 600-700 milioni di euro, è chiaro che non sarà semplice, però io penso che la popolazione sosterrà insieme alle altre forze politiche e noi in prima linea questa battaglia per ridare finalmente dignità al nostro sistema sanitario regionale e quindi un adeguato finanziamento, perché senza le risorse è difficile riuscire a correggere quelle che sono le problematiche che si sono evidenziate purtroppo a causa di questa pandemia. E purtroppo questa maledetta emergenza ci ha veramente spiazzato da questo punto di vista. Però appena possibile ritorneremo ovviamente a riattivare il vecchio progetto che, ricordo, aveva risorse importanti, stiamo parlando di 20 milioni di euro.